Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle notizie del Napoli. Forza Napoli sempre! Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo solito punto chiaro. Vi svelerò un po' di retroscena. Stamattina, come al solito, mi ha chiamato Marco Giordano. La prima frase è "Che succede?" della serie Aldo, Giovanni e Giacomo. Non ci credo. Guarda, persone molto affidabili mi hanno detto che la Juve è stata fondata su Sanco. E dov'è la meraviglia? Ora comprano ali in grandi quantità, con Ceicao, Nico, questo, quello, quell'altro. Ha offerto un sacco di soldi, 25 milioni, lo United glieli darà per quelli. E allora? Sapete la notizia? È che Sanco preferisce il Napoli alla Juventus. Rimarreste scioccati. Direbbe qualcuno un po' meno educato. Ma cosa sta succedendo? Chiediamocelo. Gasperini lascia l'Atalanta. Potrebbe dirottare la sua carriera a Torino. Sapevate che Gasperini è un juventino molto più tifoso di Antonio Conte? Gasperini è di Torino, non di Lecce. È nato juventino, a Roma direbbero debole. Allena le giovanili della Juventus. Il suo sogno di una vita è finire la carriera allenando la Juventus. Cosa fa? Rinuncia, perché trova più entusiasmante il progetto Roma proposto da Ranieri. Ranieri rinuncia alla nazionale per non abbandonare questo progetto, ma Antonio Conte era dato per scontato. Se Chirico avesse buttato via casa, gli sarebbe bastato chiedere, l'avrebbe fatto. Era assolutamente convinto che Conte sarebbe tornato a casa di sua madre e gli è bastato uno schiocco di dita di Elkan per farlo scappare. Dopotutto, a casa a Torino, la sua vita è a Torino. È juventino, ha dichiarato. Di recente, senza ombra di dubbio. È bastato un incontro con De Laurentiis e ogni dubbio è stato dissipato. Ha scelto Napoli, senza nemmeno considerare l'offerta della Juventus. Kevin De Bruyne ha ricevuto doppie, triple offerte da arabi, turchi e americani. Ma lui, che si è sposato qui, un belga che ha vissuto per 10 anni nella nebbia di Manchester, che è una città noiosa, piccola e noiosa, non ve lo dico, ha scelto la nostra costa e ha scelto il progetto Napoli, perché vuole tornare a vincere. Ma me li ricordo o sono manipolazioni all'antica? I Gonalon e i Kramer, che hanno rifiutato Napoli perché era pericolosa e le loro mogli non volevano venire. La moglie di Gonalon era incinta e non poteva partorire a Napoli. Un figlio è nato a Napoli, da un giocatore belga di nome Ciro, che ha deciso di vivere qui e ora è anche nostro concittadino. Uno come Spalletti, che è tornato ad allenare Cioni dopo lo straordinario campionato napoletano e il fallimento in nazionale, ha un titolo tatuato sul braccio ed è un cittadino napoletano. Colui che parla un toscano inconfondibile. Maurizio Sarri, che può essere una persona un po' instabile, continua a professare il suo amore per Napoli e considera il Napoli, in questo momento, un livello superiore a tutti gli altri. C'è un'unanimità su Napoli come non si era mai sentita prima. La gente sceglie Napoli, sceglie il Sud, sceglie i progetti del centro-sud. Il mondo sta cambiando, lo scudetto capovolto, non con la punta in giù, ma con la punta in su, perché l'Italia si sta capovolgendo. Un'Italia geocentrica e politicamente settentrionale. Pensate che in questo prossimo campionato ci saranno 14 squadre del nord, 4 del centro-nord. 18 su 20, non proprio così, perché la Sardegna è l'Italia centrale, ma fondamentalmente assimilata dalla storia al sud. Tuttavia, ci sono 14 squadre del nord, nella sola Lombardia, nonostante la retrocessione del Monza, ce ne sono 5. Chi rappresenta il sud? Il Napoli, ovviamente, e il Lecce, che si è salvato per un soffio. Le città di Palermo e Catania, che sono tra le prime 10 in Italia per importanza e dimensioni, non ci sono. E non ci sono città storiche, che sono scomparse o sono fallite o veleggiano in altri campionati. La Salernitana sta calando in Serie C, Benevento e Avellino, che hanno avuto imprese in passato, Avellino è tornato in Serie B, il Benevento in C non se la passa bene. Ma non parliamo della Puglia, club che hanno dato tanto al calcio italiano. Bari, sesta città in Italia, Foggia, Zeman, ha coperto la Serie A molte volte, per non parlare di Taranto e Brindisi, realtà scomparse. La Regina sta peggio, Catanzaro è proprio in Serie B, Cosenza che veleggia sempre sul filo del rasoio. Il Molise non ne ha, la Basilicata non ne ha, l'Abruzzo avrebbe Pescara che è tornata solo ora in Serie B. Le Marche avrebbero Ascoli, che non milita più in Serie A. In altre parole, in una geografia italiana dove il Sud non ha diritto di esistere, il Sud nel calcio a 11 è guidato dal Napoli e nel calcio a 5 vede la presenza costante del Napoli tra le prime 4 in Italia da 4 anni. E il Catania ha lo scudetto sul petto, essendo tornato in finale. E la Campania rappresenta molte squadre nel futsal,
ovvero gli equilibri di potere sono completamente capovolti. Calcio a 5, calcio a 11. Oggi la geopolitica parla napoletano. Se uno come MC Tominai accoglie Manna in casa sua e abbraccia con entusiasmo il progetto Napoli, uno che è nato nella periferia di Manchester, il cui padre è scozzese ma che è inglese. Ha vissuto, cresciuto e lavorato per 10 anni al Manchester United, uno dei marchi più famosi al mondo, è entusiasta di arrivare a Napoli ed è diventato iconico con il suo gol in rovesciata. Miglior giocatore del torneo. Uno come Romelu Lukaku, un giocatore internazionale che non vede l'ora di riabbracciare il suo Conte. Buongiorno, il capitano del Torino, nato a Torino, vede Napoli come meta. Beukema dice alla sua squadra a Bologna: voglio andare a Napoli. Ndoye dice alla sua squadra: voglio andare a Napoli. Tutti vogliono venire. Non sentiremo Benitez in conferenza stampa presentare David Lopez dire che non è certo Gonalon, che rifiuta il Napoli. Oggi Napoli è una grande attrazione globale dal punto di vista del marketing, dell'immagine, del turismo, del brand, della squadra di calcio. Un brasiliano che ha già girato il mondo, che è stato anche in Giappone, Guillermo, arriva a Napoli come giocatore di futsal. Perché il presidente perugino ha saputo cercare il grande pivot brasiliano. Arriva a Napoli Kevin De Bruyne, uno dei più grandi campioni dell'ultimo decennio. E oggi c'è una gara per chi indosserà la maglia azzurra. Se non la chiamiamo rivoluzione copernicana, non so come chiamarla. La concezione tolemaica del calcio, quella che vedeva la terra piatta con Inter, Juve e Milan a tempo indeterminato, dominare instancabilmente il calcio italiano per secoli, non ha più ragione d'essere. Il nuovo Copernico è un visionario, uno che veniva deriso quando parlava e si chiamava Aurelio De Laurentiis. Oggi è lui il riferimento del calcio europeo, perché nessun altro sa fare soldi nel calcio e associare a questo i risultati. Siccome il tempo è galantuomo, c'è poco da discutere. Quando si sa lavorare, anche Napoli, o meglio Napoli soprattutto, può essere vincente. Questo è il messaggio che stiamo lanciando al mondo. Questa città non è solo bella e non è solo pizza, caffè, mandolino e putipù. Questa è una città dove le persone serie, che lavorano seriamente, fanno cose serie, e questo non mi sembra poco. La Juventus ha raggiunto un accordo per Jadon Sancho. Hanno contattato il Manchester United e stanno trattando con i Red Devils per Sancho. Ma il Napoli si era già mosso prima e aveva una sorta di accordo con il giocatore. Quindi c'è già un duello Juve-Napoli sul mercato, soprattutto in questo momento per Sancho. Il club di Aurelio De Laurentiis, mosso da diversi giorni verso l'esterno inglese, può quindi contare su una sorta di priorità da parte del classe 2000 stesso, proprio perché si è distinto rispetto alla concorrenza bianconera, specifica l'esperto di Sky sul suo sito web. La scorsa stagione, in prestito al Chelsea, Sancho ha collezionato 42 presenze totali con la squadra allenata da Enzo Maresca, segnando 5 gol e fornendo 10 assist. È vero che il Napoli sta facendo delle considerazioni specifiche su Federico Chiesa. Ne ha parlato con il suo agente, Fali Ramadani. Vedremo se, alla fine, Napoli potrà essere la sua sede per tornare in Italia, come è accaduto con Immobile al Bologna e Dzeko alla Fiorentina. Vedremo se questa possibilità verrà ulteriormente esplorata. Chiesa, classe 1997 ed ex giocatore di Fiorentina e Juventus, ha giocato un ruolo marginale nella stagione 2024-2025 con il Liverpool, allenato da Arne Slot, nonostante il club dominasse la Premier League. L'esterno italiano ha giocato 14 partite in totale, divise tra campionato e coppe, totalizzando 466 minuti, segnando 2 gol e fornendo 2 assist. Una prestazione limitata, sintomo della forte concorrenza nel reparto offensivo e forse di qualche problema fisico o di adattamento. Cosa ne pensate? Napoletani? È un buon giocatore per il Napoli?